Voleva salire sul bus della Mom della linea Mestre-Treviso senza avere il biglietto. Un giovane 23enne colombiano ha iniziato a discutere con l'autista del mezzo che si è rifiutato di farlo entrare. Il ragazzo, per tutta risposta indispettito, ha spruzzato all'indirizzo dell'autista dello spray urticante che poi ha coinvolto anche una quarantina di utenti che erano all'interno del mezzo. L'episodio si è verificato presso la fermata in piazza Duca d'Aosta, a Mogliano Veneto. Dopo l'aggressione, il giovane si è dato alla fuga. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze dei passeggeri e dell'autista. Quest'ultimo è stato anche soccorso dal personale del SUEM 118. Per fortuna l'intervento tempestivo della stazione dei carabinieri di Mogliano ha consentito di identificare subito il soggetto che poi, una volta rintracciato nella sua abitazione, ha opposto resistenza e quindi è stato arrestato. I militari sono riusciti a risalire al ragazzo grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso il gesto del 23enne. Durante la perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata la bomboletta di spray urticante. L'arrestato deve rispondere dell'accusa di resistenza pubblica ufficiale, interruzione di pubblico servizio e porto illegale di strumenti atti ad offendere. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di un autista di bus. Gli autisti giustamente fanno il loro lavoro, stanno facendo sicuramente un grosso lavoro per quanto riguarda anche il rispetto delle regole, e questo non viene però compreso dagli utenti che diciamo in maniera anche arrogante tentano di evadere il pagamento del biglietto rivalendosi poi appunto sull'autista. L'arresto è stato convalidato, il 23enne è stato rimesso in libertà in attesa del processo.